Da poco è terminato il derby, il primo derby tra Petrarca e Calcio Padova Calcio 5, primo derby ma già molto sentito, grande presenza sugli spalti. Allora un commento a caldo da parte del presidente Paolo Morlino. Sì, il primo e speriamo ovviamente non sia l'ultimo, e tanto faccio i complimenti al Vertigo, che sicuramente è una squadra, nonostante non abbia mai fatto campionati di questo livello, nonostante sia il suo primo anno, perché insomma ha sempre fatto campionati di categoria inferiore, sicuramente è una squadra, diciamo, che sta in campo, ben allenata. L'abbiamo presa come l'ultima delle amichevoli, che ci permette di arrivare pronti secondo me alla prima di campionato venerdì prossimo. Ecco, questa è una prova generale vista, come hai detto tu, del campionato, un campionato che vede i nastri di partenza di diverse squadre padovane. Si riesce già a capire che tipo di campionato sarà? Sì, sarà un campionato sempre molto agonistico, con valori tecnici anche importanti. Noi quest'estate abbiamo dovuto rinnovare molto e avevamo qualche criticità che abbiamo ben superato, secondo me. E niente, insomma, integreremo ulteriormente l'organico questa settimana per arrivare a fare un bel campionato, che è quello che ci aspettiamo da questa stagione. Siamo con Davide K del Petrarca. Allora un commento anche da parte tua dopo questo primo derby con il Padova, molto sofferto. Sofferto, sì, diciamo un derby molto sentito sicuramente. La squadra che abbiamo incontrato è una squadra sicuramente più organizzata rispetto alla nostra, ma noi abbiamo degli ampi margini di miglioramento, considerando che tanti ragazzi, compreso io, veniamo dal mondo del calcio, e il calcio 5, come insegnate voi degli addetti ai lavori, è completamente un altro sport. E allo stesso tempo però sono convinto che piano piano, partita dopo partita, riusciremo a fare sicuramente bene. Tecnicamente, rispetto alle partite che ho visto, siamo anche superiori rispetto ad altre squadre. Chiaramente però la posizione in campo, i movimenti, gli schemi sul calcio d'affermo incidono tanto, soprattutto in questo sport dove, presa una ripartenza, il gol è dietro l'angolo, insomma. Ecco, tornando alla partita, molto meglio il secondo tempo del Petrarca. Sì, assolutamente, molto meglio il secondo tempo. Il primo forse abbiamo pagato anche un po' lo scotto. Io personalmente no, perché venendo dal calcio non sentivo questa dualità, questa rivalità tra le squadre, però percepivo negli occhi dei miei compagni un po' di tensione, e anche il tifo sugli spalti ha inciso forse nei primi minuti di gara. Però il secondo tempo siamo usciti sicuramente egregiamente da una situazione un po' difficile, e secondo me il pareggio era il risultato forse più giusto.